Domani, mercoledì 23 febbraio, al Ten di Nuoro, verrà presentato il libro Paschedda, torramos a su connottu, scritto da Gianluca Medas per raccontare i fatti accaduti nell'aprile del 1868 a Nuoro, quando una donna, Paschedda Celis Zau, capeggiò una rivolta popolare per protestare contro la legge delle chiudende. Una donna coraggiosa e ribelle, Paschedda, che trascina, con la forza della disperazione, i suoi concittadini all'assalto del municipio, bruciando in piazza i documenti con la lista delle terre comuni sottratti ai poveri, privandoli degli unici mezzi di sostentamento. Un fatto che mette in luce la storia dei vinti, di coloro che subiscono decisioni calate dall'alto, quella storia locale che mette in evidenza soprusi e abusi senza tempo. Paschedda Zau oggi non è più sola, ce ne sono tantissime di Paschedda Zau. Ogni persona che perde i suoi diritti è Paschedda Zau. In un momento in cui ancora una volta l'uomo ricade nello stesso errore ciclicamente, cade sempre nello stesso errore, cioè il pensiero economico diventa preponderante rispetto a tutto il resto, mille Paschedde, milioni di Paschedde Zau scendono in strada disperate dicendo dateci da mangiare. È attualissimo e il libro che ho voluto scrivere mette l'accento proprio su questo, cioè se ogni volta che il capitale economico, per citare Bourdieu, diventa preponderante rispetto al capitale culturale, rispetto al capitale umano, succede questo. Paschedda è una vittima di una Sardegna abbandonata a se stessa, dove le élite non gliene importa proprio niente dei poveri.